Martedì 9 aprile 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Oggi leggeremo assieme il Corriere delle Alpi, diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. La notizia messa in risalto riguarda l'intera regione Veneto, ma di conseguenza anche la nostra provincia. Infermieri intesa sugli extra. Il provvedimento della regione riguarda 30.000 operatori e segue quello già siglato per i medici. I sindacati ora tocca agli OS. Stanziati 19,5 milioni per abbattere le liste di attesa. Prestazioni aggiuntive pagate 50 euro all'ora. Dopo i medici è arrivato il turno degli operatori del comparto, infermieri, fisioterapisti, ostetrici, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, per un totale di circa 30.000 professionisti in tutta la regione. Grazie all'accordo tra regione e sindacati, per le prestazioni aggiuntive svolte per ridurre le liste d'attesa riceveranno infatti un compenso orario di 50 euro e non più i 30-35 euro all'ora, a seconda della singola azienda sanitaria. La Giunta Veneta per questo ha stanziato 19,5 milioni di euro. I sindacati: adesso dobbiamo pensare agli OS. L'approfondimento di Berlinghieri vi aspetta a pagina 2. La foto di copertina ci porta invece sul Brennero, un'iniziativa in cui vi è stata la partecipazione anche della provincia di Belluno, in questo caso di Coldiretti. Bortolas, difendiamo i consumatori. Agricoltori veneti al Brennero, stop al falso Made in Italy. Continua la mobilitazione degli imprenditori agricoli di Coldiretti per chiedere l'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari immessi nel mercato europeo. Ieri al Brennero c'erano anche 10.000 tute gialle. L'approfondimento di Sandra è a pagina 8. Confindustria presenta il piano per la zona industriale di Feltre, parcheggi e centri servizi, nuovo volto per Villa Paiera. L'approfondimento di Curto a pagina 21. Tai di Cadore, malore sul bus, passeggero salvato dall'autista. L'uomo salito a Tai per raggiungere l'aeroporto di Venezia ha avuto una crisi ipoglicemica, trovato riverso tra due sedili. L'approfondimento a pagina 28. Lavori a Cortina, Sopiazzes, ponte da abbattere e ricostruire, pronti 1,1 milioni di euro. Approvato il progetto sulla strada che porta dallo Stadio del Ghiaccio alla palestra di Roccia, contributo della FCC. Benardi, l'approfondimento a firma sua a pagina 27. Quelle pluriclassi sepolte dalla neve, altro richiamo dalla prima pagina. Il film con Albanese accende i ricordi bellunesi. La neve abbondante, la pluriclasse con 7 bambini, il senso di comunità, sono flash che tornano alla memoria dell'ex maestra Zoldana ed ex sindaca Fausta De Feo, sollecitata dai riflettori accesi sulle criticità delle scuole dei paesi di montagna. Dal film di Milani, Un mondo a parte. Io sono una montanara e non mi è pesato vivere certi disagi, ma posso immaginare che per chi viene dalla città sia una situazione difficile. L'approfondimento a pagina 16. Verso la dunata si parla ovviamente della dunata alpina, sezioni bellunesi mobilitate, penne nere in marcia in 4.500 pronte per Vicenza. Saranno circa 4.500 gli alpini bellunesi alla dunata nazionale di Vicenza dal 10 al 12 maggio. L'approfondimento di Dalmas a pagina 15. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 668 giorni alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 15, adunata per la pace con 4.500 bellunesi. A Vicenza un'accoglienza superlativa, gli elogi delle penne nere, in città c'è posto per tutti, da El Cadore un esempio di solidarietà con un pulmino per disabili. L'appuntamento per la dunata è fissata dal 10 al 12 maggio. Il gruppo di Lentiai di Trichiana arriverà in bicicletta con la Graziella. Tante le iniziative quindi che si stanno programmando per la Dunata Nazionale degli Alpini, come lo avete sentito, in programma dal 10 al 12 maggio, in questo caso a Vicenza. Il presidente della regione Veneto Zaia, basta polemiche assurde, il corpo è pacifista per natura. A circa un mese dall'evento si profila già il tutto esaurito negli hotel. Il comitato c'è chi ne approfitta, mai più hanno tenuto prezzi bassi. Sarà la festa dell'incontro e della condivisione, mi aspetto oltre 500.000 di presenza, e questa è la dichiarazione sempre di Zaia. Pagina 16, cinema e vita in filigrana, con i miei scolari in auto alle sagre, il film di Albanese spalanca i ricordi. Fausta De Feo, 80 anni, racconta i suoi esordi da maestra in Zoldo. A Coi una pluriclasse di 7, dalla prima alla quinta. L'articolo a firma di Paola Dallanese.
Sarà per la neve e per i cervi che fanno da sfondo, sarà che le pluriclassi nelle nostre vallate sono esperienza comune, ma un mondo a parte, il film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che al botteghino sta raccogliendo un buon successo, ha la capacità di aprire il cassetto di tanti ricordi bellunesi. Sullo schermo scorrono realtà e tematiche centrali per la nostra scuola, racconta Fausta De Feo, 80 anni ex maestra elementare ed ex sindaco di Forno di Zoldo. La memoria corre agli anni delle scuole di montagna, quelle in cui la maestra doveva essere residente nel comune, in una stessa classe poteva avere anche appena 7 bambini dalla prima alla quinta. Immagini che sono limpide e vivide e che si intrecciano ai temi illuminati dal film di Riccardo Milani. Ritrovare il senso di comunità per garantire ai ragazzi il diritto all'istruzione in casa propria, ma anche riscoprire le piccole realtà di montagna che, forse ancora tra le più vere, devono essere tutelate e custodite contro lo spopolamento. E vediamo in questi scatti, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la scolaresca con la maestra De Feo in un carnevale e durante una scampagnata, sopra invece una scena del film e sotto la locandina e l'ex maestra. Il film che appunto si intitola Un mondo a parte, con la partecipazione di Antonio Albanese e un primo piano della maestra appunto Zoldana. Parliamo della maestra De Feo. Albanese e Raffaele sotto la neve, maestre di montagna e di cuore. Il film, ambientato in Abruzzo, racconta il salvataggio di una scuola. Il regista nelle terre alte, l'integrazione è nei fatti e i muri si superano. Pagina 17, escursionismo, rifugi, c'è chi tiene aperto nei weekend, la voglia dei montagni è ancora tanta, dal Talamini al Chiggiato fino al Rite, i gestori non conoscono la parola sosta, la gente ci premia, al Città di Fiume e all'Antelao, chiusura per lavori, ma da metà maggio saremo di nuovo aperti. Polizia, Aspiag e condomini, truffe agli anziani, la difesa parte dai supermercati e dai condomini. Il questore Zerilli da inizio anno, 5 casi, ma la mobile ha anche arrestato 2 presunti autori, sensibilizzazione con i volantini ma anche eventi per informare. Vediamo in questo scatto Virna Trichis, Francesca Furlana di Aspiag e il questore Francesco Zerilli ed Elisa Morales Galan di Anaci, che hanno voluto questa iniziativa per supportare gli anziani e difenderli in occasione purtroppo delle tante truffe che stanno avvenendo anche in provincia di Belluno a discapito di chi ha più età sulle spalle. Continuiamo con pagina 19, la protesta, lavoro poco sicuro e precarietà, giovedì sciopero di 4 ore, previsto alle 15.30 un flash mob in Piazza dei Martiri e poi riunione con il prefetto. La mobilitazione nazionale è indetta da tutte le categorie del privato di CGIL Will. Le segretarie bellunesi Casanova e Brid servono un cambio culturale e profondo. Politica, la Lega conferma l'appoggio sia in comune sia in provincia. De Bernardin, coordinatore della Lega in provincia di Belluno, siamo partito di governo con lunga esperienza, avere responsabilità significa anche non ignorare i problemi. Ambiente, da Cariverona fondi per salvaguardare i pascoli d'alta quota, Palazzo Piloni parteciperà con il supporto operativo del Circolo Cultura e Stampa per la tutela e ripristino della biodiversità bellunese. Siamo a continuiamo con Feltre, pagina 21, parcheggi e centro servizi in cima alla lista buona sono opere realizzabili nel breve. Il documento ha delineato il possibile futuro dell'area, il contesto ambientale di qualità è un elemento che gioca a favore. Sempre da Feltre, 5 giorni dedicati alle risorse acqua, la maratona Cambia Pelle diventa festival. Dal 29 aprile al 4 maggio, mostre, conferenze, laboratori e escursioni, chiusura con il divulgatore Mario Tozzi. Ancora da Feltre, 3 notizie escono dalla comunità, lui inizia a picchiarla e si inventa una rapina. Spaventò una famiglia in centro con il coltello, deve fare volontariato. E ancora al Colotti, lavori al via per la seconda palestra. Rimaniamo nel Feltrino con pagina 23, la Mon, Maccagnan rilancia salveremo il progetto del polo scolastico. Il sindaco, bene le firme dei cittadini, il tema è sentito, ma chi ora si erge a paladino ha gravi responsabilità. San Gregorio nelle Alpi, appuntamento lunedì, la comunità energetica presenta il regolamento in vista dell'assemblea. E sempre da San Gregorio le sculture di De Barba al Museo della Tarsia. Pedavena, restaurato l'organo di Callido, la raccolta fondi copre metà della spesa. E con pagina 24 spostiamoci in Valbelluna, il comune di Borgo Valbelluna infissi e serramenti di ultima generazione per l'asilo di Carve, abbattuta la dispersione energetica per bollette meno care, migliorati i bagni, rinnovati i sistemi d'allarme antincendio.
Notizia di spalle, il gruppo di minoranze incontra la cittadinanza a Limana alle 20:30 in sala Nocivelli. E continuiamo con pagina 25, Longarone, lista civica, lavori in corso, ripensiamo insieme il paese. Primo incontro con la cittadinanza, illustrati i programmi e chieste disponibilità. Olivier, qui ci sono potenzialità eppure non riusciamo a renderle appetibili. Perché tante case sfitte se c'è un'alta richiesta da parte di lavoratori di sistemarsi da noi? Questo è il commento di Rizzieri Olivier, candidato alle prossime amministrative nel comune di Longarone. Notizia di spalle, Polpette torna fruibile il rinnovato sentiero di Sant'Andrea, inaugurazione abbinata alla presentazione di una ricerca sulle montagne della frazione. Al pago gasolio a €1, 3 le assoluzioni e ancora da Ponte l'Astreghe alla scoperta degli antichissimi percorsi della Mazzuia. L'appuntamento è domenica con una bella passeggiata. Siamo in Agordino con pagina 26, Rivamonte, ex sito minerario Valle Imperina, via il bando per gestire i musei. Sono ben 10 gli edifici per i quali è stata pubblicata la gara dal comune, tra questi gli ex forni fusori, esempio di architettura industriale, e le ex scuderie. Agordo, sezione CAI dell'Osbel confermato presidente, e ancora impicchiata da Punta Rocca per 12 km fino a Malgacciapella con sci e attrezzatura d'epoca. La Sbriseda è ormai un must per gli appassionati di discese vintage. Mario De Marco, qui si vede materiale che starebbe bene nei musei. Passiamo a Cortina con pagina 27, lavori, Ponte di Sopiazzes, finalmente il via libera, approvato il progetto definitivo esecutivo, il manufatto sarà abbattuto e ricostruito per una spesa di poco oltre 1,1 milioni di euro. Accade a Cortina, segnaletica culturale per raccontare a tutti le grandezze del paese, è la chicca estiva di una montagna di libri, installazioni in centro e nei luoghi più iconici. Francesco Chiamolera, anche noi del settore di tanti di questi aspetti siamo del tutto ignari. Pagina 28, sulla linea ATVO Pieve-Venezia, crisi ipoglicemica a bordo dell'autobus salvato dall'autista. Il cinquantenne di origine sudamericana era salito in vettura a TAI, nessuno degli altri passeggeri si era accorto che stava male. Ancora da Cortina, anche Beppe Sello ai 60 anni dei locali di buon ricordo, Pieve di Cadore, per salvare il ladino serve coinvolgere le regole cadorine. Dalla rubrica Cultura e Società in libreria Il lato oscuro dei poteri, sistemi di controllo sempre più sofisticati, sicurezza privatizzata, dossieraggi. Trudy, il nuovo romanzo di Massimo Carlotto, è quasi una premonizione. E dalla rubrica Giorno e Notte, il gioco degli scacchi, metafora della vita, il libro di Lorusso tra strategia e logica. Nella scacchiera sotto il calicanto, anche 64 tavole di artisti locali, i racconti ne celebrano il valore educativo, sociale e culturale. A Sette Ville, nuovo comune nato dalla fusione tra Alano di Piave e Quarovas, tornano in scena le farine fossili. A teatro c'è La lente di diamante. La compagnia amatoriale propone domenica un nuovo spettacolo, un fantasy noir tratto dal libro di Fitzjames O'Brien. E adesso lo sport, pallavolo Serie 3, Savasta il Belluno sarebbe pronto per la 2, i ragazzi colussi sono cresciuti tanto. Calcio di Serie D, Cremonese sprona la sua Dolomiti, proviamo a battere la Super Clodiense. Tennis giovanile a squadre, Polpetta Under 16 e Pedavena Under 12 iniziano con la battuta giusta. Corsa campestre, il campionato nazionale CSI porta in dote 14 medaglie, corsa in montagna a Limana, tutti i migliori del Veneto domenica alla Santissima. Hockey Alps League alle 20 a Collalbo, gara 3 di finale, Renone avanti 2-0, stasera al Cortina serve una impresa. Il posticipo, Frattesi all'ultimo respiro, l'Inter vede lo scudetto, notizia che riguarda il calcio di Serie A. I nerazzurri sbancano Udine in pieno recupero dopo essere andati sotto, apre Samardiz, pareggia Kalanoglu su rigore. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tempo instabile specie al mattino, probabilità alta di precipitazioni sulle zone centro-occidentali della regione, di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e medio-basso sulle zone orientali per fenomeni sparsi e di modesta entità. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.